del 2024 sono stati presentati un numero elevato di aggiornamenti sul tumore della prostata. Partiamo con lo studio ARANOT che ha determinato una scelta flessibile, come dicevamo e come diciamo sempre più spesso, cioè la possibilità di utilizzare un farmaco come darolutamide, che è quello su cui abbiamo le maggiori informazioni in termini di bassa interazione con altri farmaci, con o senza la chemioterapia, quindi garantendo una possibilità di scelta in base alle caratteristiche del paziente che abbiamo di fronte o anche in base alle sue attese. Ci sono pazienti che preferiscono non fare la chemioterapia, ma senza che questo penalizzi la qualità della cura. Ecco, la possibilità di intensificare o deintensificare senza impatti al momento percepibili sul risultato della cura è estremamente importante. In altri studi si è vista la sequenza, il posizionamento dei farmaci o di trattamenti radiometabolici. Lutezi sono state presentate anche dati da altre molecole anche in base al posizionamento rispetto alla chemioterapia. È uno dei problemi maggiori che abbiamo in questo momento, sia per quanto riguarda la maggiore efficacia complessiva, cioè lo sviluppo di resistenze, sia per quanto riguarda la possibilità o il rischio di intaccare la riserva midollare e quindi di non poter fare trattamenti come la chemioterapia prima o dopo. Ecco, dobbiamo interpretare con un po' di tempo i risultati che sono stati presentati sostanzialmente ieri, perché i dati sono legati sono partiti a studi programmati nel momento in cui nella malattia ormonosensibile non si faceva ancora una terapia ormonale di seconda generazione con ARPI, e quindi il braccio di controllo di questi studi era rappresentato appunto da un ARPI, enzalutamide, apalutamide, per chi lo può darolutamide, in base alle nazioni, alle caratteristiche naturalmente di autorizzazione, in pazienti che ancora non l'avevano sperimentata prima, ma la sequenza immediata di due agenti ormonali sappiamo che quasi sempre non è efficace, quindi questo penalizza i bracci di controllo e determina la necessità di rivalutarlo in un'ottica appunto di scenario terapeutico completamente cambiato. Quello che riportiamo però da Barcellona, da questo ESMO 2024, è sicuramente un ulteriore arricchimento dello scenario terapeutico e una maggior comprensione di quelle che sono naturalmente le possibilità di cucire una scelta terapeutica di lungo periodo. Ormai stiamo superando i 5 anni di speranza di vita nella maggior parte dei casi, in una patologia che è la prima per incidenza nel sesso maschile.